Trovare soluzioni che snelliscano il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri per migliorare e velocizzare le procedure amministrative è l'obiettivo prefissato dal tavolo tecnico programmatico interdipartimentale promosso dall'ingegnere capo del Genio Civile di Agrigento, Giulia Longi, che ha chiamato a raccolta i rappresentanti degli ordini professionali, unitamente alla Cassa Edile e all'ANCE e alla Sovrintendenza di Agrigento e all'Ispettorato Dipartimentale Foreste. Se noi tutti assieme troviamo qualche correttivo che ci permetta di fare uscire, di istruire la pratica 5 giorni prima del dovuto, abbiamo messo 5 giorni prima del dovuto in moto un'economia, un indotto non indifferente, in una provincia purtroppo che ha il primato di essere tra le ultime d'Italia per questo problema. Io mi auguro e lo spero e penso che sia così, che da questo tavolo possano uscire delle proposte idee o delle idee proposte che dobbiamo sottoporre al governo regionale affinché finalmente questo tentativo di aprire l'amministrazione regionale alla società civile, agli ordini eccetera, possa avere dei riscontri oggettivi sul territorio di Agrigento, che è quello che soffre più degli altri. Quali momenti particolari da affrontare per snellire queste procedure e quindi rilanciare un attimo anche l'economia nel nostro territorio? Io penso da mettere un po' a punto la macchina. Nella messa a punto della macchina si possono anche pensare, vediamo se il tavolo partorirà delle nuove idee per poter aggiustare meglio alcuni procedimenti, velocizzarli, vedere un po' come si può. Però c'è da dire che finché la struttura regionale resta ancorata a problemi strutturali gravissimi, per i quali non abbiamo i computer, non abbiamo la carta, non abbiamo quel tanto che ci serve nel funzionamento per poter andare avanti nella produzione di carte e quindi di risposte ai cittadini, questo problema non si risolverà. Io ho 97 computer forniti mesi fa, bloccati perché Sicilia e Servizi non viene a fare il collaudo. Noi stiamo cercando di metterci qualche cosa di nostro per accelerare, per favorire quanto più possibile gli investimenti nel nostro territorio, per quello che possiamo fare, per quello che sono le nostre funzioni. È chiaro che un accorciamento dei tempi è un primo passo importante, ma quello che a nostro avviso deve essere recuperato è uno spirito di collaborazione tra gli uffici e i privati, i liberi professionisti, che sono quelli che mettono in moto l'economia e realizzano i desideri della committenza, finalizzato all'esecuzione delle opere. È inutile fissarsi sui tempi di realizzazione della pratica quando poi le pratiche stesse vengono semplicemente sospese per motivazioni magari futili e perché non c'è la volontà di portarla a termine.